Signori e cari bambini, buonasera a voi tutti e benvenuti allo spettacolo del circo. Inizia con il simpaticissimo Murzi. Don't touch that, watch this! This is the heavy monster sound! Monster!
Partecipate bene anche voi a questi esercizi, così provate a farli con il servizio della mamma. Bambini, in ogni spettacolo circense non può mai mancare il famoso prestigiatore, il mago. Ecco che Mursi sta preparando l'attrezzatura per il nostro simpaticissimo mago. A voi il mago Mr. Bright.
Frega con le mani. Ma continua a accendersi. Riuscito. E applaudiamolo tutti insieme, Mr. Bright. E voilà l'ultimo mazzo di fiori, Mr. Bright. Velocissimo, dovresti liberare l'attrezzatura, grazie. Ma cosa aspetta? Devi togliere l'attrezzatura dalla pista. C'è poco da ridere. Grande mago! Ma che simpatico! Ma guarda che perde tutti i pezzi del mago. Sembra più difficile! Mago! Ma che spiritoso! È tutto lì? Ah, vai fuori, imbroglione!
attenzione, adagio. E applaudiamo l'alto insieme! Che paura! Adagio. Non è colpa di Murzi, che noi normalmente questa attrezzatura la ancoriamo con dei chiodi di ancoraggio che vanno giù da una profondità di circa 1,20 m. Qui non abbiamo potuto, abbiamo adattato l'attrezzatura, come avete visto l'abbiamo ancorata tra virgolette alle autovetture. Bravo! Tutti insieme con le mani! Più forte perché è un po' sordo. Oh, ma cosa gridate? Ci sente ancora? Piano. Vai, 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 su, su, su. Perfetto. E applaudiamolo, il simpaticissimo Murzi. Più difficile questa sera. Gli siete proprio simpatici perché addirittura vi presenterà il fuoco. Attenzione!
abbiamo un'attrazione veramente molto particolare. Hanno partecipato a Tussi che Vales nel 2013. Sono due bravissimi artisti. Però vi dobbiamo chiedere, bambini, perché lo spazio è un pochino piccolo per noi, dovete andare più indietro possibile, altrimenti c'è il rischio che vi cascano in testa. Andate indietro perché loro sono saltatori acrobatici. Ancora, andate ancora un pochino indietro. Anche questi 4 bimbi, andate bene indietro, attenzione ai cavi. Ho il piacere di presentarvi direttamente dalla Russia Igor e Andrea. Appena mi vedete, voglio anche gli adulti là dietro. Tu che hai il bimbo sulle spalle, lanci il bimbo e applaudi, riproviamo.
di fare un numero con voi ho bisogno di Abbiamo visto, no, tu no, ho bisogno di lei. Sì, lei che si è girato, come si chiama? Come? Mauro, alzi la mano. Mauro, non si muova. Mauro, non si muova. Mauro, non si muova. Oh, Mauro, una clava. Signori, una clava per Mauro. Appena Mauro prende la clava, grandissimo applauso. Vai là vicino alla banchina. Mauro, un passo avanti. Il braccio non posso Più. Di là. Rimetti Di più là. alla tua sorella. Di là. Mauro, torni di qua. Torni qua. Mauro là. Pronto? Mauro, lei abita qua, quindi non può fare una brutta figura, deve prenderla. Pronto e via! Mauro, vede il signore con la barba esperto, lei pronto? Hop! E poi voglio accanto la signora, prenda, hop! Mauro, si mette là. Signori, avete visto acrobati, avete visto saltatori, ma adesso tra poco io farò entrare la mia assistente e voi vi dovrete stupire e fare un oh di stupore per la mia assistente Olga. Facciamo la prova? No, questo non è un oh di stupore, voglio proprio un oh. Non dobbiamo far capire che ci siamo messi d'accordo, quindi io dirò la mia assistente Olga e voi farete oh. Ecco a voi la mia assistente Olga! Perfetto, vado a prenderla nel momento che la vedrete, è un po' tonda, un po' grassa, voi dovete fare oh! Solo un secondo? Solo un secondo? Cosa succederà adesso? Io dirò 1, 2, 3. Voi tutti assieme direte via. Facciamo la prova. 1, 2, 3. Via. Solo un attimo, signora, perché ha il cellulare? Stacchi il cellulare. Vai, signora. No. Io dico 1, 2, 3, voi tutti assieme direte via. Dopodiché io salirò in piedi sopra questa sfera, su questa piazza in discesa. E qua il pubblico che se ne intende fa oh. Ve lo ridico, è la vostra occasione. Io dirò 1, 2, 3, voi direte via! I bambini ci sono, voglio anche gli adulti. 1, 2, 3 via! È la piscina privata quella lì vostra? Perfetto, vai, no, la so per sapere. Allora, io dirò 1, 2, 3, voi direte via! Voi direte un attimo, c'è uno che non si è ancora accorto che sto parlando con lei. Deve solo dire via. 1, 2, 3 1, 2, 3 Allora, dopodiché io salirei in piedi sopra questa sfera sulla strada in discesa e cadrò su di lui. Facciamo la prova? 1, 2, 3 via! Dopodiché le 3 persone con le clave si alzeranno in piedi, faranno un passo oltre le luci se non vedono nulla e mi lanceranno la clave. Ora siamo... Perfetto, grazie. Ora siamo pronti. Potete fare oh. 1, 2 a 3 salgo sopra la sfera, sono stati scesi. 1 1 2 e mezzo 2 3 no, non è fatto, aspetta tu con la camicia quadra, vieni, corri, come ti chiami? Lorenzo, ferma la palla, non spingere! Lorenzo, metti la testa giù. No, non mi basta. No. Tu con gli occhiali, vieni, corri, come ti chiami? Andrea, mettiti di qua, non spingere neanche tu! Perfetto. Ok. È proprio il momento di provare tutte le luci, grazie, è molto carino. Allora, sì, un attimo, non basta. Sì, tu, vieni, ascolta bene, ti metti dietro Lorenzo, giusto? Ti metti dietro Lorenzo e metti le mani sul sedere. Ok. Lorenzo! Un attimo, Lorenzo, come va? Bene, lo so che va bene. Allora, come ti chiami tu? Irene, schiaccia bene, ok. Vieni!
Lorenzo, come va? Bene, perfetto, Lorenzo chi è la padrona della bimba? Bimba ferma. Oh. Tenete, non mollate! Irene, schiaccia! Di più Irene! Lorenzo no, basta, non esagerare. Lorenzo esagera. Lorenzo, tieni giù la testa. Andrea, tieni giù la testa. Irene, ora tu stacchi le mani, le alzi così davanti a tutto il pubblico e fai l'inchino e prendi l'applauso. Vai! Fai l'inchino e prendi l'applauso. Vai pure voi. Ah no, Irene, ascolta bene. Sai che giorno è oggi? Venerdì luglio, ma quale? 7 luglio. Segnatelo, è importante, è l'ultimo giorno in cui ti hanno applaudito perché hai toccato il sedere a un ragazzo. Non succederà mai più. Lorenzo, Andrea, tenete fermi. Allora, Lorenzo, tieni giù la testa. Lorenzo, dammi una mano. Tieni giù la testa. Quello è un ginocchio, Lorenzo. Tieni giù la testa. Dammi una mano. L'altra. Ma porca miseria, Lorenzo! Andrea, devi tenere solo tu. Lorenzo, alza la testa. Andrea, tienilo! Cosa vedete voi? Lorenzo, guarda il pubblico. Ora io ti lascerò. Tu fai un giro intorno a te stessa e prendi l'applauso. Vai! Andrea, tieni giù la testa. Andrea, è importante, dammi la mano. Tieni giù la testa. Andrea, ascolta bene. Io ora ti lascerò, questo vale solo per Andrea. Andrea, ti chiami Andrea, vero? Ok. Andrea, io ti lascio la mano e rimarrò da solo, tutto il pubblico. Ah, mi stanno filmando. Perfetto. Ti lascerò da solo, tutto il pubblico applaudirà, ma se io urlo aiuto, tu torni di corsa a fermare la palla, hai capito? Hai capito? Perfetto. Oh. Lascia. Voilà! Aiuto! Poteva già essere morto, Andrea. Okay. Andrea, pronto, se urlo aiuto tu torni di qua. Vai pure. Le tre aiuto! Ok, vai pure. Le tre persone con le aiuto! Ok, vai pure, Andrea. Le tre persone con le clave si possono alzare. Lei della borsetta proprio non si fida. Aiuto! Vai pure. Fate un passo avanti. È il vostro momento! Un grande applauso per i tre volontari! Ascoltate molto bene, è fondamentale. Allora, la signora in mezzo, distanziatevi un po'. Allora, io dirò 1, 2, 3, tutti tirate via, a turno mi lancerete la chiave. Inizia lei. Mi ricorda il nome? Mauro. Tutti assieme. Perfetto. Paolo questo gli darà un po' di ansia di prestazione, ma non si può. Mauro, in questa mano non stile sul posto, ma più delicatamente. Pronto? Vada, via, può, Mauro! Mauro, lei si chiama? Fabio, si mette anche l'altro se non farò conto. Fabio, stessa cosa, in questa mano, però anche per lei. Fabio. È il mio 1, 2, 3. Io dico 1, 2, 3, tutti i bambini dicono via. Andrea, sei tranquillo? Aiuto! No, va bene. Pronto? 1, 2, 3. Via! Tocca a lei. Domanda. Quante clave abbiamo in... 4. L'unica ubriaca della piazza. Vabbè. Mi ascolti bene? No. Io dico 1, 2, 3. Tutti diranno via e lei la lancia qua. Lei si chiama? Angela. Un momento. Angela. Ascolti bene. Bimbi, silenzio che devo spiegare. Angela, qua è giusto. Qua è sbagliato. Angela, qua. Sbagliato. No! No. Angela! No, Angela, io 2 la prendo. Angela, fatemi così. Angela, sottovoce. Andrea, se lei mi colpisce
morti di una gamba. Pronta? 3, 2, 1, via! Ora! Vi prego di contare! È bellissima questa piazza, allora vi prego di contare fino a 10 al mio via. Pronti? Via! No, 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 no! Andrea! 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 Dai qua. Andrea, cavolo, Andrea, devi un po' più alto. Ok, Andrea. Andrea! Grazie, no, Andrea! Andrea, grazie. Andrea! Grazie, Andrea. Vai per posto. Andrea! Dai che devo finire, che c'è ancora tutto il numero dietro. Allora, ok. Signori, vi prego. Ma perché? Ma lei sta filmando ancora tutto. Vabbè. Contare fino a 10, via! Grazie! Alberto! A voi, Mr. Bright!
esercizio alla perfezione. Io direi di fare un bel applauso di buon augurio per Oleg. Bambini, andate un pochino indietro, si prega il massimo silenzio, almeno se cade sentiamo meglio il colpo. Signori e cari bambini, non volevamo né stupirvi e nemmeno meravigliarvi, ma una cosa è certa e sicura, che tutti i nostri artisti ci hanno messo il loro cuore, la loro grande abilità per avervi fatto trascorrere qui, tra amici, un'ora e mezza. E se veramente ci sono riusciti, dimostratecelo con un vostro caloroso applauso! Siamo veramente contentissimi di essere venuti qui a esercitare la nostra abilità artistica, la vera arte circense. Ringraziamo il cuore di Novi, il comune di Novi Ligure, ma ringraziamo perché altrimenti Mister Oleg non poteva presentarvi la sua attrazione, la concessionaria Energy Car, perché lui ha potuto effettuarlo solo grazie alla concessionaria. Di nuovo grazie a voi tutti e adesso alcuni dei nostri artisti saranno nelle vie ancora per darvi qualche minuto di tranquillità e felicità. Grazie e un presto arrivederci al Circo Katiuscia Menini. Ciao a tutti e grazie!